Siamo a Sesto, Corte del Sole, qui inizia il nostro viaggio a parlare di un centro commerciale che ha tanto fatto parlare, che ha creato tante discussioni. Andiamo a parlare con i protagonisti. Bentrovati, siamo a Sesto, oggi l'apertura della Corte del Sole, noi siamo in compagnia dell'amministratore delegato, si apre, non si apre, Sordo dice non dovete aprire, ma voi dite che siete completamente in regola. Sì, noi abbiamo inaugurato e aperto la nostra struttura del polo commerciale e la giornata è iniziata un po' nuvolosa oggi. Adesso vedo con piacere che è uscito il sole, sono molto contento che è modificata la giornata, credo che sia anche di buon auspicio, insomma. Siamo molto contenti di aver aperto questo polo commerciale, siamo orgogliosi di averlo realizzato e di proporlo all'intera Sardegna. Riteniamo che sia un fatto molto importante che i sardi possano finalmente anche loro fruire e godere di una struttura commerciale come questa, che è presente solo in continente, qui non è presente, insomma, almeno di queste caratteristiche. Crediamo che l'outlet e tutti gli altri servizi commerciali che ci sono qua dentro siano occasione di consumo da parte dei cittadini e comunque in ultima analisi il consumatore ne avrà un sicuro vantaggio, perché c'è una grande alternativa, insomma, al commercio ordinario attraverso l'istituzione dell'outlet. Sardo di nome di fatto, a quanto pare è sardo, tanti sardi che lavorano all'interno di questa struttura. Dovevate aprire con positività, felicità, che bello, stiamo prendendo dopo tanta fatica, sta succedendo quello che succede, ma lei il suo pensiero poi qual è? Insomma, intanto io prima di fare l'imprenditore ho fatto tanti anni di sindacato. Ho militato nella CGIL, sono felice, insomma, e orgoglioso di aver avuto l'occasione di militare in questo sindacato, per cui per me i posti di lavoro sono un fatto sacro. Siamo riusciti per il momento a dare circa 1 migliaio di posti di lavoro ai sardi, però c'è da dire, vede, una cosa molto importante, che la realizzazione di questo centro è stato fatto esclusivamente da società sarde. Quindi lei immagina, qui abbiamo dato in questi 2 anni migliaia di posti di lavoro, migliaia di buste paga per realizzazioni, perché tutto quello che vede realizzato qui, e guardi un po' anche i cartelli a dimostrazione, come vede sono tutte società sarde, ecco, siamo riusciti a fare a meno del contributo di società continentali. Siamo riusciti a realizzarlo tutto come sardi e di questo ne sono particolarmente orgoglioso. Ma lei che ne pensa di questa struttura? Sotto il profilo estetico è bellissima. Ora io non so se sia tutto a posto, come dice il presidente della società, non so se ha ragione solo, mi interessa anche molto poco. Noi abbiamo fatto come il nostro lavoro in no time, abbiamo riportato tutto quello che è accaduto. Quello che non mi piace in ogni caso è l'accanimento. Mi piacerebbe che su quanto è successo in questa struttura commerciale decidesse la magistratura, non decidesse il presidente della regione e chi per lui, decidesse un magistrato.